Agrigento l'isola ecologica di Piazzale Ugo La Malfa è stata chiusa e trasferita a Fondacazzo, dove, denuncia l'ex assessore alla nettezza urbana di Agrigento, Nello Amel, incombe una situazione igienica e ambientale gravemente insostenibile e pericolosa per la salute pubblica. Sì, ma io non riesco a comprendere quale sia la logica e oltre che la logica, diciamo, quale sia la realtà dei fatti. È stato fatto un comunicato in cui si diceva che chiude l'isola ecologica di Piazzale La Malfa e viene aperta l'isola di Fondacazzo, trasformando quella che era il punto di conferimento di prossimità in un'isola ecologica, dove tutti potranno andare a conferire addirittura anche altre cose che prima non si mettevano a Piazzale La Malfa, tipo l'umido e altri tipi di tipologie di rifiuti. Se qualcuno di voi oggi va a Fondacazzo non riesce ad avvicinarsi a questo punto di conferimento, che di fatto non esiste tra l'altro, è tutto sbarrato da montagne di rifiuti, una puzza nauseabonda, situazioni igienico-sanitarie pericolosissime sia per gli utenti sia per quel poveretto di addetto che è costretto a stare in quell'area sotto il sole senza nessun riparo, in mezzo ai rifiuti, al marciume e alla puzza. Dico, è mai possibile che nessuno si accorga di queste cose? Tutti gli enti che sono preposti ai controlli igienico-sanitari, lo stesso reparto ambiente dei carabinieri, l'ASP, l'ispettorato del lavoro, dico, queste cose non succedono più, non si controllano più nella città di Agrigento, dico, le esasperazioni che ci sono state durante il periodo della passata gestione, anche per piccolissimi disguidi, si sollevavano problemi enormi e dibattiti continui, adesso non esistono più, tutti tacciono, tutti fanno finta di non vedere. È una situazione inaccettabile e insopportabile assolutamente. Tra l'altro non c'era nessuna urgenza di spostare l'isola di Piazzale La Malfa. Le motivazioni sono perché la gente metteva i rifiuti davanti l'isola, ma questa è una motivazione. O avete la capacità di riuscire a perseguire chi va a depositare abusivamente i rifiuti, ed era facilissimo farlo, perché bastava piazzare un'autocivetta o una telecamera di fronte all'isola di Piazzale La Malfa e ci sarebbero state centinaia di persone da poter multare. Oppure, diciamo, è assolutamente inefficienza totale, disinteresse, incapacità di riuscire a vedere quali sono le esigenze della cittadinanza, privandola di un servizio importante qual era quello dell'isola ecologica, che noi abbiamo realizzato con tanti sacrifici, con tanto impegno e con tante difficoltà che abbiamo superato.